Sempre più persone si spostano all'interno dei paesi dell'Unione Europea per trovare salari e condizioni di vita migliori. Aumentano i migranti rintracciati lungo i confini del Friuli Venezia Giulia, grazie anche alle pattuglie miste italiane, slovene e austriache. Viaggio nella città delle stelle sorge alle porte di Mosca ed è un punto di passaggio obbligato prima delle missioni spaziali. Ai turisti piace il Montenegro, molto gettonate Cattaro e la baia di Tivat, che è stata trasformata in un'esclusiva marina. Grazie a Football No Limits, anche quest'anno centinaia di bambini bosniaci giocheranno a calcio nel segno dell'integrazione. Oggi si vota per eleggere il nuovo Parlamento europeo. Uno dei temi che affronterà la nuova Assemblea saranno le migrazioni interne all'Unione Europea, le persone che si spostano all'interno dell'UE da un paese all'altro per trovare salari e condizioni di vita migliori. La libertà di circolazione delle persone è uno dei diritti fondanti dell'Unione. Le immigrazioni interne, in costante aumento in alcuni paesi dell'Europa orientale, stanno però già provocando crisi sia sociali sia di sistema. Ad esempio nelle sanità statali, che si ritrovano senza più medici e infermieri, tutti emigrati all'ovest. Secondo dati forniti dall'Eurostat, quasi il 20% della forza lavoro della Romania è emigrata. Dalla Lettonia se n'è andato il 15% della popolazione in età lavorativa, dalla Croazia il 14%, dalla Bulgaria il 12%. La media europea è del 3,8%, l'Italia è al 3%. La maggioranza delle persone sceglie di andare in Germania, gettonati anche i Paesi Bassi e l'Austria, un fenomeno provocato dal divario salariale tra il centro Europa e il sud e il nord del continente. Ma è possibile superare questo divario salariale? Si può superare con la contrattazione collettiva e con la crescita dei salari minimi. È una cosa che non è avvenuta per anni, anche perché i paesi dell'est sono venuti dall'economia comunista, hanno avuto una transizione verso quello che è stato definito nei paesi dell'est il turbocapitalismo, e quindi le strutture di dialogo sociale, di contrattazione collettiva, di salari minimi che esistono nei paesi occidentali non sono mai state instaurate, e hanno deciso questi paesi, i governi di questi paesi, di speculare sui salari bassi per cercare di alimentare la crescita economica in quell'area dell'Europa. Questa cosa ha funzionato per un po', però poi ha determinato degli squilibri pesantissimi nei loro mercati del lavoro, con milioni di lavoratori che se ne sono andati dai paesi di origine per cercare lavoro e migliori opportunità nei paesi occidentali. E questa cosa ha svuotato sostanzialmente i mercati del lavoro, creando delle grandissime diseguaglianze. Ma sarebbe possibile e sarebbe giusto regolamentare i flussi migratori interni all'Unione Europea? No, questo è impossibile, oltre a non essere giusto è impossibile perché abbiamo la libertà di circolazione. Il problema è convincere le persone a rimanere nel loro paese, e l'unico modo per convincerle è dargli un lavoro decente con un salario dignitoso, e questo ancora purtroppo non succede nei paesi dell'est. Uno stipendio minimo europeo è un obiettivo raggiungibile? Dipende come lo si intende. Se per salario minimo si intende lo stesso salario dappertutto, questo non è possibile. Se per salario minimo europeo si intende che ogni paese deve convergere verso un obiettivo comune, questo è possibile e ci stiamo lavorando. Ci sta lavorando il sindacato, ma anche l'Unione Europea. L'idea è quella di stabilire che in ogni paese il salario minimo debba raggiungere almeno il 60% del salario medio. Tuttavia questo non è la soluzione del problema, perché se tu hai in un paese come la Bulgaria o come la Polonia un salario medio di circa 5 euro o addirittura 3 euro nella Bulgaria, portare il salario minimo al 60% non risolve il problema del gap salariale tra est e ovest. L'unico modo per risolvere questo problema è far nascere e crescere la contrattazione collettiva nazionale in questi paesi. La mobilità è un diritto, nei fatti però è molto selettiva. Ad emigrare e trovare lavoro sono soprattutto tecnici, infermieri e infermiere, medici, ingegneri. Nell'ultimo decennio il tasso di mobilità della forza lavoro all'interno dell'Unione Europea è raddoppiato. Alcuni sentieri del Carso Triestino, a 2 passi dalla Slovenia, sono diventati un bivacco improvvisato di una notte, l'ultima di un lungo viaggio. Il signor Augusto Longo, poliziotto in pensione, ci accompagna per i boschi sopra l'abitato di Grozzana.
fa quel che può per ripulire le tracce lasciate dai migranti, sacchi a pelo, vestiti, documenti, effetti personali vari e avanzi di cibo. La rotta balcanica, che prima dell'accordo tra Unione Europea e Turchia del 2016 era di proporzioni ben maggiori, si è spostata sempre più a ovest. Lo snodo principale è in Bosnia, uno dei terminali a Trieste. Il 2019 è cominciato con un flusso più intenso. La Slovenia ha fermato 3.000 migranti, numero raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. Cifre ufficiali non vengono fornite dal Ministero dell'Interno italiano, ma indiscrezioni della questura giuliana parlano di 650 rintracci a cui vanno sommati coloro che spontaneamente si presentano dalla polizia per la richiesta d'asilo. Gli ingressi accertati non dovrebbero essere lontani dai 1.000, dunque. Il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, spiega così il fenomeno. Questo incremento c'è, ma è frutto sicuramente anche di un maggior controllo del territorio. Se vogliamo dare, a spanne, una quantificazione del fenomeno, diciamo che i dati che abitualmente noi registrammo l'anno scorso a maggio li abbiamo già anticipati a marzo. I migranti sono per lo più afghani e pakistani, ma non mancano i nordafricani. A inizio maggio l'opinione pubblica slovena è rimasta colpita dall'operato di 4 magrebini che hanno sequestrato un anziano al confine con la Croazia, lo hanno chiuso nel bagagliaio della sua auto, con la quale hanno guidato verso l'Italia prima di essere arrestati dalla polizia di frontiera a Basovica. L'attenzione sul confine triestino tra Italia e Slovenia è alta, come dimostrano i continui controlli delle forze di polizia mirati in particolare ai furgoni nei quali i trafficanti stipano senza troppi scrupoli molti migranti intenzionati a entrare nel nostro paese. Uno di questi mezzi ad aprile forzò un posto di blocco prima di cominciare la fuga. Nella circostanza furono sparati anche 2 colpi di pistola. I governi di Italia e Slovenia sono d'accordo nell'introdurre pattuglie miste, come già avviene a Tarvisio con l'Austria. Sullo sfondo c'è anche il rischio terrorismo. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha detto che la rotta viene monitorata anche con riferimento al possibile e in alcune circostanze probabile flusso di foreign fighters. Sono coloro i quali potrebbero tornare dallo Stato islamico, rimasto ormai senza territorio. Al momento tuttavia non ci sono segnali preoccupanti, tranquillizza il prefetto di Trieste Valenti, che su come saranno i prossimi mesi sul confine orientale rimane cauto. Dipenderà da alcuni fattori che riguardano prevalentemente altri paesi, penso alla Bosnia soprattutto, dove vi sono delle ampie sacche di immigrati che quindi al momento stazionano lì e vedremo quale sarà l'andamento nei prossimi mesi. Sicuramente affronteremo la situazione così come è stato fatto fino adesso. Alla fine degli anni 50 l'Unione Sovietica aveva accumulato un potenziale tecnico-scientifico che la spinse verso una nuova fase nell'esplorazione del cosmo. Dopo il lancio del primo satellite, lo Sputnik, nel 1957, si pensò allora di organizzare un centro d'addestramento. Nacque così, fuori Mosca, in mezzo ai boschi, la città delle stelle, isolata per decenni dal resto del mondo. Tutti gli astronauti, prima di andare nello spazio, passano di qui. E non mancano mai di rendere omaggio al primo uomo che fu lanciato in orbita, il russo Yuri Gagarin. Il centro è dedicato a lui, che portò a termine la missione il 12 aprile 1961. Aleksandr Samokutyaev ha seguito le sue orme. Lei è stato 2 volte nello spazio. Cosa ha fatto lassù per quasi un anno? Ho svolto ricerche ed esperimenti scientifici, la prima volta nel 2011, a 50 anni dal lancio di Gagarin, una missione molto impegnativa, durante la quale ho compiuto anche la mia prima attività extraveicolare, installando apparecchiature fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. La seconda occasione è stata tra il 2014 e il 2015. Anche allora camminai per alcune ore nello spazio, quella volta però per smantellare gli strumenti ormai obsoleti.
Pilota e ingegnere aeronautico, è lui che ci fa entrare nel modulo di servizio Stella, Zvezda. Questo è il cuore del segmento orbitale russo, con i portelli di aggancio, 2 cabine per il riposo, la zona dove mangiamo e la centrale di comando e controllo. Da qui si può gestire il funzionamento dell'intera stazione. Sul segmento americano ci sono più posti, ma qui abbiamo l'oblò. È come quando viaggi in treno, è più bello stare vicino al finestrino. Prima di partire, i cosmonauti devono sottoporsi però a innumerevoli esercitazioni. La centrifuga è uno degli strumenti più importanti per selezionare e preparare i cosmonauti, perché i loro corpi devono resistere a fortissime accelerazioni. I momenti più critici sono il lancio e l'atterraggio a bordo della navicella Soyuz, che dal 2011, quando gli americani mandarono in pensione lo shuttle, è l'unico veicolo in grado di garantire il trasporto sulla Stazione Spaziale Internazionale. Dopo aver superato tutti gli esami, i cosmonauti devono dimostrare qui di saper gestire tutte le fasi del pilotaggio, anche manualmente, e di saper affrontare imprevisti come incendi e rientri fuori controllo. Lo scorso 11 ottobre il comandante russo Alexei Ovchinin e l'americano Nick Hague sono stati costretti a un atterraggio d'emergenza pochi minuti dopo il lancio dal cosmodromo di Baikonur a causa di un'anomalia al momento della separazione di uno dei 4 booster, i razzi ausiliari laterali. Un problema del vettore, come non accadeva da 35 anni, non della capsula, il cui rientro balistico è avvenuto senza conseguenze. Un nuovo equipaggio è decollato già il 3 dicembre, dopo aver scattato la tradizionale fotografia da appendere nella sala di controllo delle esercitazioni. Tanti volti e bandiere, e spuntano anche gli italiani. Paolo Nespoli lo considero il mio padrino perché fu lui a battezzarmi, accogliendomi per la prima volta a bordo della Stazione Internazionale nel 2011. Nel 2014 invece è toccato a me dare le istruzioni, la sua Samantha Cristoforetti, prima donna italiana nello spazio. Di qui è passato, e ci tornerà presto, anche Luca Parmitano. Già primo italiano a effettuare nel 2013 un'attività extraveicolare, il 20 luglio ripartirà con la missione Beyond. E per la prima volta un italiano, per conto dell'Agenzia Europea ma anche grazie ai russi, comanderà la Stazione Spaziale Internazionale. Questo sottomarino poteva ospitare 28 marinai. L'autonomia di immersione era di 45 giorni. Queste sono le rampe di lancio dei siluri di fabbricazione russa. Questa era la cabina del capitano. Questa era l'entrata principale e questo è il periscopio. Dal periscopio il capitano scrutava le coste italiane, un'altra epoca, quando le bocche di Cattaro ospitavano l'arsenale Sava Kovačević, una delle basi più importanti della marina jugoslava. Una storia oggi ricordata da un museo per turisti. Sono rimasti solo il sottomarino da guerra classe Heroi, varato nel 69, e il suo fratellino, classe Una. Tutto lo spazio acqueo dell'ex base militare jugoslava, la baia di Tivat, è stata trasformata in Porto Montenegro, uno degli investimenti più ambiziosi della giovane Repubblica montenegrina, che ha fatto diventare Tivat una delle destinazioni più ambite per il turismo di lusso, nel cuore dell'Adriatico. Porto Montenegro è un villaggio nautico, una marina per super yacht con 450 ormeggi. Possiamo ospitare i più grandi yacht al mondo, navi lunghe sino a 250 metri. Ancora non esistono yacht così grandi, ma in caso noi li possiamo accogliere. Inoltre nel nostro villaggio abbiamo 300 appartamenti di lusso già venduti ai clienti da tutto il mondo, l'hotel e molto altro. Attratti dalle acque blu intenso delle bocche, i clienti milionari sono cominciati ad arrivare da subito. Americani, russi, tedeschi, turchi. Gli affari vanno talmente bene che il progetto Porto Montenegro, avviato dal miliardario canadese Peter Mank e ora acquisito dalla Investment Corporation di Dubai, la principale finanziaria del governo degli Emiri, continua a svilupparsi e intorno alla marina di lusso fioriscono nuove attività, le regate ad esempio, che attraggono equipaggi da tutto il mondo. La location è ideale anche perché poco lontano da Tivat si può visitare Cattaro, gioiello della Serenissima, rimasto pressoché intatto all'interno dell'antica cinta muraria.
Anche qui il turismo è diventata la principale fonte di entrata, tanto che oggi Cattaro condivide con Venezia non solo la storia, ma anche i problemi creati da questo tipo di sviluppo, come quello delle grandi navi. Il nucleo storico della nostra città, la sua infrastruttura, è previsto per 2000 persone. Adesso ci sono momenti, quando sbarcano insieme i turisti da 3 o anche 4 grandi navi, che in una sola via del nostro centro storico ci sono 10.000 persone. Il turismo delle grandi navi a Cattaro ha avuto un'impennata improvvisa, 500 gli arrivi previsti per il 2019. L'economia della città ne è stata trasformata, non sempre a vantaggio dei suoi abitanti, come ci spiega Milena, studentessa di lingue di Cattaro. Non c'è niente più per noi, gente che vive qui, cioè non sono tanti posti da uscire, non esiste un supermercato normale dentro della città, sono tutti quei negozi piccoli con dei prezzi più alti. La pressione esercitata dalle grandi navi però genera anche profitto per una parte degli abitanti e stimolo per l'economia. Il compito dell'amministrazione è trovare un modo di gestire gli effetti positivi di questo fenomeno riducendo quelli negativi. Siamo consapevoli del fatto che abbiamo dei monumenti meravigliosi, ma che quelli non ci daranno da vivere se non li sapremo sfruttare in maniera sensata. Il giovane sindaco vuol prendere esempio dalla vicina Dubrovnik, che ha deciso di porre un primo limite alle grandi navi in città. Da quest'anno ne potranno entrare al massimo 2 al giorno. Siamo in ottimi rapporti con la nostra vicina Dubrovnik, che ha sviluppato una piattaforma che si chiama Rispetta la città, una sorta di modello che cercheremo di utilizzare anche noi. Un modello da realizzare in tutta l'area adriatica, per cercare di far convivere il turismo con il rispetto delle città e la tutela dell'ambiente. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Anche se il sole non si infrange su palazzi in costruzione, ma sulle sagome di case che in Bosnia sono più spesso segnate dalla guerra, i sogni e le aspirazioni che corrono dietro il pallone sono gli stessi che animano ogni bambino a qualsiasi latitudine del pianeta. Ed è proprio per dare corpo a questi sogni che la carovana Football No Limits ha iniziato il suo viaggio 3 anni fa e si appresta a ripartire a fine luglio per la sua 4ª edizione. 20 volontari italiani e bosniaci che per 2 settimane attraverseranno il paese per diffondere il linguaggio della convivenza utilizzando l'alfabeto del pallone. In ogni tappa un pomeriggio di gioco in collaborazione con quelle società sportive locali che hanno scelto il terreno della multiculturalità. L'obiettivo delle nostre attività è proprio questo, far giocare, far stare insieme delle persone con un obiettivo comune indipendentemente da dove arrivino, cosa facciano nella vita o che orientamento abbiano. Lo scorso anno nelle 9 tappe della carovana sono stati 1200 i bambini coinvolti, un'iniziativa che ha ottenuto il sostegno della Federcalcio e il plauso dell'ambasciata e che si iscrive nella tradizione che vuole il calcio come un ponte di solidarietà tra l'Italia e la Bosnia. Furono proprio gli azzurri del resto a tenere a battesimo a Sarajevo la nazionale bosniaca nella prima partita della sua storia, il 6 novembre del 1996. Una gara dal sapore particolare che molti ricordano ancora e che sarà impossibile non rievocare quando le 2 nazionali si sfideranno a giugno a Torino per la qualificazione al campionato d'Europa. Football No Limits, che si metterà in cammino a fine luglio, rappresenterà dunque l'ideale prosecuzione di quel ponte e anche il coronamento a progetti di cooperazione che durano da oltre 20 anni e che iniziarono nei campi profughi nel nord della ex Jugoslavia durante i giorni della guerra. Attività che hanno permesso a centinaia di giovani di conoscere quel che accade alle porte del confine orientale dell'Italia e che anche quest'anno offriranno un ampio ventaglio di opportunità a chi vorrà dedicare una parte delle vacanze per coniugare conoscenza e solidarietà. Gli italiani ne portiamo sempre tanti. Negli ultimi 20 anni abbiamo provato a fare un conto e ne sono passati più di 2000 che abbiamo portato soprattutto nei Balcani. Le altre attività sono in Albania e in Kosovo, perché sono altri 2 luoghi nei quali IPSIA lavora da molti anni. I campi in totale saranno circa 8, che comprenderanno anche quest'anno i campi profughi presenti nel nord-ovest del paese, nel nord-ovest della Bosnia.
Così la carovana Football No Limits e le attività di animazione organizzate dai PSIA e dalla Caritas Ambrosiana nei campi profughi sorti nel nord della Bosnia saranno anche l'occasione per tornare a illuminare la drammatica condizione nella quale si trovano i migranti intrappolati sulla rotta balcanica. Questi paesi che con grande fatica stanno uscendo dalle dinamiche di una guerra di 20 anni fa, si trovano oggi ripiombati in una situazione che ricorda quella di 20 anni fa, in cui gestiscono e si trovano a gestire situazioni anche molto difficili, anche da un punto di vista umanitario, e c'è da chiedersi se la storia effettivamente rappresenti una lezione, perché si ripetono dinamiche riviste 20-25 anni fa. Il calcio da solo non risolve certo le crisi umanitarie, ma tanti palloni che rotoleranno la prossima estate sui campi di periferia della Bosnia renderanno meno lunghe le giornate di chi sta aspettando che si apra la porta dell'Europa più ricca e di chi crede che sia la convivenza il campo sul quale giocare la partita del futuro. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.